piacere riuscire a... Ho tirato via l'elastico, un pigiama di tua mamma che ormai era vecchio, non teneva più. Voilà! Ciao ragazzi! All'interno di questo video vi porto a vedere tutti i nostri animali. In pratica, dato che oggi piove e non ci sono molti lavori da fare in campagna, ho deciso di registrare questo video. Allora, innanzitutto vi farò vedere i nostri animali domestici, successivamente vi porterò all'interno del pollaio ed in terzo luogo andremo in stalla a vedere i tori, anzi i vitelloni per correttezza. Fino all'altro giorno i nostri animali domestici erano 3. Vi mostro la novità. Vi faccio vedere i gattini. Vieni tu. Vieni tu a fare. No, dov'è? Come? Dai Ale, basta. Ma perché non vuoi? No. Perché dici dai? No, quando lo cancelli. Adesso c'è buio però. Attento a aprire. Fa da piano. Devi, non mi so, ho chiuso che qualcuno non entri improvvisamente. Dove sono? Eccolo qua. No, dove vai? Dai, amo fame, io vorrei mangiare. Mamma mia, come corrono. Allora, adesso vi faccio vedere i gattini, guardate qua che piccoli che sono. Oh. Ma dove vai? Adesso arriva la madre che ti dà da mangiare. Ai. Aspetta. No! Allora vi racconto un po' la storia. In pratica il padre l'altro giorno, così non riesco a parlare però ai. No, cosa fai Spider-Man? Sembrano le mandragole di Harry Potter, hai presente? Provare però, vedere se quel piattino che ci vanno dentro. No, meglio dargli il biberon. Qua. Non l'ho assaggiato che va bene. Aspetta. Ai. Vuole prenderlo. Mi prende le mani però. Che non scappa via. Che affamato che è. Ancora che ha appena mangiato Una pena. Ha mangiato 3 ore fa. 3 ore fa, ho capito. Guarda il biberon che va sotto vuoto. Spider-Man! Aia! Qui. Tu? Si arrampicano ancora? Ma con quelle unghie lunghe, gente. Dai, no! Staccati i testini! Ma quanti mesi hanno? Credo, l'ha detto la veterinaria che ne avranno uno. Sei soddisfatto? Ma un'altra volta mi metto i guanti, perché mi graffiano queste unghie. Adesso quello lì. Vieni, piccolo. Tata, no, graffiarmi, Super affamato. Aia. Devo mettere più latte nel biberon che così. Staccati i testi! Testa! Hai appena mangiato! Adesso mi filmerai mica anche quando li faccio fare, devo fargli fare la pipì e la cacca. No. Ne volete ancora un po'? Provo a dargliene ancora un po' a quegli altri. Che dopo mi ha fame dopo. Dai, vuoi ancora un pochino? Ai. Bisognerebbe anche pesarli, ho detto. Pesali? Ce l'hai la pesa? No, fuori, no.
Allora sono uscito un attimo sul terrazzo perché là non riuscivo a parlare, appunto c'era troppi versi dei gatti. Allora cos'è successo? In pratica il padre 2 giorni fa, mentre era in stalla, ha sentito alcuni lamenti dei gatti, quelli che avete sentito prima anche voi. E cosa ha fatto? È andato sul fienile e infatti appunto ha trovato questi 3. Dato che non sapevamo dove fosse la loro mamma, abbiamo portato su il latte per i gattini e abbiamo messo anche delle crocchette e dell'acqua per la loro mamma, sperando che appunto si facesse vedere entro il giorno seguente. Il giorno seguente poi cosa abbiamo fatto? Siamo tornati su, abbiamo controllato se la loro mamma era passata di lì, cosa che non è successa. E allora siamo andati a prenderli, li abbiamo portati in casa e la madre, dopo essersi informata da una veterinaria e anche su internet, avendo visto alcuni video su come allevare i gattini piccoli, abbiamo preso il materiale che serve, quindi per esempio il biberon, il latte in polvere penso sia, e niente, abbiamo deciso di allevarli. Adesso vi faccio vedere gli altri 2 nostri gatti. Ho girato dappertutto, non riesco a trovarli. Mi staranno dormendo sicuro. Allora, lui è Freddy, che è il figlio della Mimì. Dai, entra. Oh, bravo. Lei è la Mimì invece, la mamma del Freddy. Che sbadiglio. Lei è l'Aria, ma penso che l'abbiate già conosciuta in molti video. Aria! Questo è il nostro pollaio dove teniamo circa una decina di galline. Ma ci farò un video dedicato più avanti in cui vi spiegherò meglio tutto. Guardate, adesso ci sono anche le uova. Hanno fatto le uova, solo che non ci stanno tutte in mano. Come si fa? Andiamo. 3, 4, 5. Non ha qua 5 uova. Vero, 5 uova. 5 uomini, no? Lui portaria tutti gli uomini che era scarti. E adesso andiamo a vedere i tori, anzi i vitelloni. E dato che il padre deve dargli da mangiare, fare il letto, mettere la paglia, eccetera eccetera, adesso verrà anche lui. Però non so, stava per salire, è tornato indietro. No, è arrivato, si parte. Boh, siamo arrivati. Eccoli qui. Allora adesso probabilmente però si vedrà poco perché con la GoPro non rende, dato che non c'è il sole eccetera. Non è da mangiare la mia mano. No. Che testa è? 16 vitelloni. Ecco, in pratica questi qui sono gli stocchi del mais che abbiamo raccolto lo scorso autunno, che permettono di stare asciutti e anche caldi, insomma, ai tori. Ecco, in pratica adesso bisogna aspettare un po' che finiscano di mangiare tutta la farina e dopo gli viene dato il fieno. E va bene, dai, allora spero che anche questo video vi sia piaciuto. In caso positivo fatemelo sapere zappando un like e iscrivendovi al canale, e noi ci vediamo alla prossima puntata.